Grazie Presidente per avermi dato la parola. Intervengo per porre all'attenzione del Governo e dell'Aula la grave situazione su cui in queste ore versano sia il litorale veneziano che l'area del Polesine e del delta del Po. L'eccezionale ondata di maltempo dello scorso 22 novembre che si è abbattuto in Veneto ha infatti provocato danni che, seppure in corso di quantificazione, hanno colpito pesantemente le infrastrutture, le attività di pesca, gli stabilimenti balneari. Il Presidente della Regione Veneto ha trasmesso ieri pomeriggio al Governo e alle strutture della Protezione Civile la dichiarazione di stato di emergenza. Venezia è stata sottoposta a una prova durissima, grazie al MOSE è stata protetta, restano comunque una serie di interventi da realizzare per la sua salvaguardia. Di fronte a questo scenario è indispensabile che il Governo centrale si attivi stanziando non solo le risorse per superare l'emergenza, ma anche per programmare quegli interventi finalizzati a mettere in sicurezza questo territorio, soprattutto considerato le previsioni legate ai cambiamenti climatici che vedono tutta la fascia costiera particolarmente esposta in modo crescente a fenomeni meteorologici dall'impatto dannoso. Un quadro dunque di forte fragilità che peraltro rischia di essere ulteriormente aggravato dalle attività di trivellazione che questo Governo vorrebbe autorizzare in Alto Adriatico. Grazie.